La Grande Treviso è un'opportunità non soltanto per la città di Treviso, ma per un territorio più vasto composto da 19 comuni che si aggregano insieme con un'unica grande visione, che compongono un'unica grande comunità di 350.000 abitanti. Condividere politiche urbanistiche, ambientali e di mobilità significa dare la possibilità a questa grande comunità di andare in Europa a reperire le risorse per far fare un vero salto di qualità al nostro territorio. Monastier prende il nome dal monastero benedettino che fu fondato intorno all'anno 1000 e si sviluppò intorno al fiume Meolo, che ancora oggi è il cuore pulsante del paese. Il fiume era un luogo importante perché rappresentava una via di commerci fluviali molto ricchi che resero l'abbazia molto fiorente. Dell'abbazia rimangono le rovine e un campanile che ha la peculiarità di essere pendente. È in una posizione strategica perché si trovava vicino alla via Claudia Augusta, che era la via che univa Venezia al centro Europa. Questo legame è ancora vivo perché oggi proprio in queste zone passa la ciclovia Monaco-Venezia. Nell'identità della comunità si distinguono due eventi in particolare, la fiera vegetariana e il Tuco Gio, il festival dei giochi inventati, che attira ogni anno più di 10.000 visitatori che percorrono i 2 chilometri di giochi contornati da artisti di strada. L'abbazia è tuttora sede di manifestazioni culturali. Qui dal 2004 si svolgono dei concerti, i concerti in abbazia, che portano a Monastier dei grandi artisti internazionali. Monastier gode di paesaggi rurali e grandi aree verdi, da cui si snodano sentieri naturalistici per runner e podisti e coloro che amano la natura. Tra questi il lungo fiume Vaglio, il lungo fiume del Meolo, che porta al parco comunale di oltre 55.000 metri quadri. Tra le caratteristiche del territorio, anche 11 ettari non coltivati dedicati alla biodiversità. Hemingway fu battezzato in quelle che erano le scuole medie del paese e che oggi ospitano l'Hauser e il Forum Famiglia.